Il mio intervento sarà molto breve, fa riferimento agli ultimi e incresciosi fatti di violenza accaduti nel centro storico. Posso? Il centro storico sta vivendo un rigurgito della piccola criminalità, forse a causa dell'aggravarsi della situazione economica che attanaglia il paese. Le attività situate in via Pirandello e nella via Tenea hanno reso punto di ritrovo di baby gang e la situazione ormai è gravissima. Incrementare la sicurezza in centro storico, prevenire e contrastare le attività criminali di vendita e spaccio di stupefacenti sono questi gli obiettivi principali che secondo me devono porsi non solo l'amministrazione ma gli organi preposti che stanno comunque facendo già un ottimo lavoro. Crediamo che un presidio costante del territorio sia la direzione giusta per contrastare questo degrado. Il comune di Agrigento, come hanno fatto altri comuni, io ho studiato un po' la situazione perché è un fenomeno nazionale, questo dilagarsi della microcriminalità, gli altri comuni si sono dotati di un piano di emergenza immediato. Il comune di Agrigento dovrebbe con urgenza predisporre un progetto preciso con tanto di videocontrollo e videosorveglianza del territorio, armati di registrazioni e connettività verso la centrale operativa delle forze dell'ordine, cartellonistica indicante anche che sono presenti telecamere che stanno videosorvegliando, servizi di controllo e vigilanza straordinari nei weekend e nell'orario serale e notturno delle forze dell'ordine, da parte delle forze dell'ordine, campagna informativa volta alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti con l'ausilio di associazioni presenti nel territorio. Oggi sentivo proprio al telegiornale che erano riusciti a contrastare un fenomeno come quello che sta avvenendo ormai al centro storico di Agrigento con la collaborazione delle persone. Quindi il mio appello è soprattutto ai nostri concittadini affinché collaborino. Mi si dice che in via Tenea, praticamente già dalle 3 del pomeriggio, è sotto gli occhi di tutti la situazione di spaccio di stupefacenti. Ottimo sicuramente il lavoro delle forze dell'ordine in merito agli ultimi 2 fatti incresciosi, ma riteniamo altresì che la Prefettura dovrebbe richiedere, se già non lo ha fatto, al Ministero dell'Interno un invio straordinario di personale della Polizia di Stato con il fine di affrontare e di aumentare il pattugliamento dei punti caldi della città dove la cittadinanza richiede maggiore sicurezza. Fra un po' la città, anche con le festività prossime di Mandorle e Piove, di Pasqua, si comincerà a ricevere dei turisti che tra un pranzo e una cena potranno gustare delle meravigliose bellezze della nostra città. Io credo che è terminato il tempo delle chiacchiere, credo che è tempo di agire, anche perché non possiamo permettere quello che abbiamo visto in maniera scioccante sotto i nostri occhi, su tutti i social, su tutti i telefonini che avevamo questo video, non possiamo continuare assolutamente che continuare. Quindi basta con le chiacchiere, so che il sindaco si è mosso in questo senso, ma occorre immediatamente che di concerto con la prefettura vengano poste in essere delle azioni immediate. Grazie.